Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. Dalle 7 sono migliaia le persone in fila per entrare allo stadio Renzo Barbera di Palermo e dare l'ultimo abbraccio a Totò Schillaci. Sulla bara del campione sono state adagiate la maglia azzurra numero 19 dei mondiali di Italia 90 e una sciarpa rosa-nero. Domani alle 11:30 i funerali in cattedrale. Sul processo Open Arms non ho nulla di cui pentirmi o da patteggiare perché ritengo di non essere un sequestratore ma un ministro che ha fatto il suo dovere. Questo è il commento del vice premier Matteo Salvini in visita al 64esimo Salone Nautiche Internazionale di Genova. Il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, è intervenuto a Catania e ha parlato della condizione economica del Sud Italia e delle occasioni di sviluppo. Buone opportunità per il Meridione, ma no a politiche assistenziali, ma a investimenti e riforme in grado di innalzare la capacità produttiva, il monito di Panetta. Un soccorritore del 118 è stato aggredito dai familiari di una paziente ad Avola nel Siracusano. L'operatore, colpito ripetutamente con calci e pugni, ha riportato ferite al volto e a una spalla. Dopo una visita al pronto soccorso è stata certificata una prognosi di 7 giorni. Infine incidente sulla strada statale 683 bis nel territorio di Caltagirone, nel Catanese, dove un trattore con un carrello al traino e un'auto si sono scontrati violentemente, feriti entrambi i conducenti, grave l'automobilista. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguiti, arrivederci.